Da fulcro del centrodestra, stampella fragile della Lega, Forza Italia in Veneto si gioca il rilancio di un ruolo centrale nella maggioranza in regione. La squadra dei candidati padovani, provincia in cui gli azzurri in passato erano il primo partito, punta sugli amministratori locali e sull'autonomia. Sicuramente noi portiamo i nostri principi, i nostri valori e i valori anche di una forza moderata. Non c'è, come dicevo, centrodestra senza Forza Italia. Forza Italia è il partito fondamentale di questa coalizione. Noi riconosciamo sicuramente tutta la bravura e la centralità di Zaia, ma Forza Italia c'è, ha governato per tanti anni, è una forza politica a livello nazionale e chiaramente si aspetta di avere un ruolo fondamentale anche nella regione del Veneto. Quale può essere il vostro obiettivo? Perché indubbiamente quando c'è una giunta monocolore, per quanto si evapora un po' il dibattito, e Forza Italia deve anche un po' recuperare il ruolo che ha avuto di alleato forte, perché c'è sempre Fratelli d'Italia che in qualche modo adesso sembra sostituirvi. Noi i conti li facciamo alla fine, nel senso che non guardo per esperienza personale mai i sondaggi, né se sono negativi né se sono positivi. Abbiamo fatto delle liste molto competitive su tutte quante le province e ci aspettiamo un buon risultato. Nel momento in cui avremo i dati finali e definitivi, poi ci siederemo al tavolo con gli alleati e col Presidente Zaia e vogliamo sicuramente dare il nostro apporto e il nostro valore sia in Consiglio regionale che chiaramente anche nella Giunta. Per quanto concerne sempre Forza Italia e il rapporto a livello nazionale, Forza Italia insomma, ha guardato con positività il risultato di Conte in Europa Recovery Fund. Quindi insomma qualcosa non vi dispiace a livello nazionale dell'attuale governo e invece a livello locale? Vede, noi siamo una forza responsabile. Per cui se le cose vengono fatte bene, non abbiamo mai avuto problemi a riconoscerle, a portarle avanti e a sostenerle come avevamo fatto a livello nazionale. A livello regionale non abbiamo alcun appunto. Una lista di candidati composta da per lo più amministratori con un outsider, chiamiamolo così, Tatiana Venta, che oltre ad avere una dimensione nazionale è anche una giornalista di espressione della società civile. Perché questa composizione? Diciamo che in una competizione elettorale a preferenza, se io non metto gli amministratori che sono quelli veramente capaci di prendere le preferenze, farei un errore. Sono tutti sindaci, ex sindaci, assessori, ex assessori, consiglieri comunali e poi appunto abbiamo inserito Tatiana Venta che è una bravissima giornalista che può dare anche qualcosa in più a questa lista, per cui è una lista fatta per correre, una lista competitiva, una lista per prendere voti. Io penso che la mia esperienza possa essere utile per quanto riguarda le tematiche che riguardano il Veneto, ma soprattutto posso portare quello che è la mia esperienza nel mio settore. Io vedo che a Padova manca e sento anche che mi dicono proprio la mancanza di eventi, di spettacoli, di quello che ha a che fare comunque sì, con la moda e con il turismo. Questo proprio lo sento quotidianamente. Padova è una città bellissima che va valorizzata.